Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, per via che alcuni miei amici mi hanno scritto in PVT quali libri iniziare per avvicinarsi alla Cabala, quali libri poter avere in modo semplice, in modo in un certo senso abbordabile per tutti per la Cabala. Allora il vostro Marietto Veneziano ha deciso di presentarvi due libri, di presentarvi anche il ciondolo che mettiamo in vendita a 150 euro e di spiegarvi un po' i vari meccanismi sia del ciondolo che l'approccio alla Cabala, perché bisogna sapere che di Cabala esistono tre tipologie. Esiste la Cabala cristiana, la Cabala filosofica e riflessiva, chiamatela come volete, e la Cabala magica. Esistono questi tre tipi di Cabala, ad esempio Dante, il famoso Dante che ha scritto la Divina Commedia, aveva più che altro non una Cabala cristiana, ma diciamo che più o meno alla fine il discorso è andato in quella direzione e questi pseudo-cristiani hanno preso da Dante o da questo gruppo di misterico che si chiama i Fedeli d'Amore e poi sono evoluti in Rosa Croce e poi dopo si sono in un certo senso. Ciao Tiziana, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano e anche nel canale YouTube del Marietto Veneziano. Quindi diciamo che di Cabala nella realtà ne esistono tre correnti. La più potente chiaramente è la Cabala filosofica, poi esiste la Cabala magica e appunto la Cabala cristiana che è come si suol dire, un ibrido fra Cabala filosofica e magica con qualche spuria occidentale. Bisogna anche ricordarsi che la Cabala non nasce in Israele, no? Ma nasce nell'antica Persia e a opera di un certo signore che si chiamava Abramo, il padre di tutto, quello che ha scritto la Torah, il Pentateuco e tante altre belle cose, no? E quindi dopo è stata presa, diciamo, da questo popolo che viene chiamato israelita, però nella realtà diciamo che Israele è una parola per dire nella via che conduce al Signore. Ciao Chiara, grazie di esserti unito nel diario Marietto Veneziano. Quindi e anche nel canale YouTube del Marietto Veneziano e anche di Ildegara, perché questo video sta andando in contemporanea su tre social, due canali di YouTube, uno di Ildegara e uno Marietto Veneziano e nel diario del Marietto Veneziano. Quindi diciamo che quando uno si approccia alla Cabala, no, che sembra che vada di moda, no, in questo momento, non ha le idee chiare perché pensa che sia una cosa unica. In realtà esistono tre tipologie di correnti. Diciamo che la più meno scenica e più, come si suol dire, piuttosto è la Cabala filosofica, no? Quella che dentro di noi, dentro il nostro essere, tramite via regale, vuol costruire la scala che ci porterà alla Keter. Bisogna anche dire una cosa, la Keter che rappresenta il genitore eterno, nella Cabala filosofica è sempre visto come la Keter bianca, no? La Keter del creatore, Dio bianco. Nella realtà bisogna dire che esiste anche la Keter nera, no? Ma nella Cabala filosofica solamente a certi gradini si riesce a capire che esiste la Keter nera, no? Quindi anche lì poi a certi livelli si hanno certe conoscenze, quello che Henry Himmler chiamava sole nero. Quindi per chi inizia, il vostro Marietto Veneziano ha sempre consigliato di iniziare da Franz Badon, che era un cabalista ermetista, no? Che praticamente parla con un libro, Il mago provato, dello scheletro della società in grandi linee e fa capire che tutto quello che viene mosso prima nell'eterico e poi viene mosso nel pratico. Tutto quello che voi vedete qui, chi comanda praticamente prima a monte fanno rituali potenti a livello eterico e poi nella realtà voi vedete i risultati finali, no? Ciao Olga, grazie. Allora, la Olga grazie Olga di aver, infatti ha ragione la Olga, sono, come si dice, messaggi importanti, purtroppo vengono presi un po' sotto gamba,
capisco la Olga, il suo, come si suol dire, scetticismo, il suo scritto, però bisogna capire che è così, cioè non si può prendere la Kabbalah sotto, perché in effetti non è per tutti e per molti anni è stata anche nascosta, e questo bisogna anche dirlo, è stata nascosta fino al 1995, cioè tutti quelli che si avvicinavano alla Kabbalah, se non avevano certi prerequisiti dati dai rabbi, no? E decisi dai rabbi, non la potevano conoscere, quindi vivevano in quel mondo, no? Diciamo, di magia, di esoterismo, e di tutto quello di ignoranza, mettiamoci così, che arrivava fino a un certo livello e non poteva raggiungere questo 125esimo gradino, che è poi il raggiungimento dell'eguaglianza con la forma del creatore. Però noi adesso stiamo parlando di un inizio, no? Di chi si approccia, perché il problema è che la gente sente tante cose, sente parlare, ma bisogna avere rispetto, Olga, bisogna avere rispetto e capire che la Kabbalah non è per tutti. Ci vuole una certa sensibilità, un certo rispetto e anche una certa paura, perché quando si inizia a entrare in certi argomenti bisogna capire che non è per tutti. Infatti i rabbi fino al 1995 non la davano, ad esempio, se c'erano persone che non avevano più di 40 anni e non avevano 2 figli. Quindi tutto quello che studiavano quelle persone che i rabbi decidevano di non dargliela era a spuria, cioè praticamente era una Kabbalah falsa. No? Dopo il 1995 i kabbalisti hanno deciso di dare la possibilità ai cabalisti di poter in un certo senso avvicinarsi a questa materia, perché si deve riunire l'anima prima, queste 700.000 fiammelle. Quindi io sono un cabalista non perché in questa vita praticamente me lo sono meritato, perché nelle vite precedenti, no, sono stato un rabbi, almeno così mi hanno detto quando ero piccolino, mi venivano a trovare i cabalisti, mi chiamavano Rabbi Mario, no? Ero e sono un'anima, no? Cabalista, e quindi di conseguenza non ho che ho questo dono, questo potere, ma me lo trascino nelle vite precedenti. Vi dico già che era piccolino, per impedire che io divulgassi queste cose, mi hanno messo bastoni tra le ruote tante volte e poi sono sempre tornato indietro, mi hanno tirato sotto con la moto, mi hanno buttato giù dai muretti e quant'altro, no? Quindi l'importante è iniziare ad avvicinarsi e approcciarsi a questa materia, solo i cabalisti potranno farlo, quindi io potrò parlare ore e ore e ore a gente che non è cabalista e gli entrerà di qua e gli uscirà di là, no? E quindi, cara Olga, questi discorsi sono solo per cabalisti, gli altri magari saranno sportivi, gli piacerà giocare a calcio, tirare qua dietro a tennis alle palle, tutte quelle cose lì, ma non potranno mai avvicinarsi alla Kabbalah e non potranno forse neanche comprare dei libri, perché ci saranno dei cancelli mentali. Purtroppo il messaggio che passa alcune volte è che la Kabbalah è per tutti, ma non è per tutti. Infatti vi ho spiegato che ci sono 3 tipologie di Kabbalah e la più potente, diciamo l'originale, mettiamola giù così, diciamo quella integra di Abramo, e la Kabbalah filosofica. C'è stata la Kabbalah cristiana e la Kabbalah magica, che è forte sicuramente, ma non ha in un certo senso le basi di Abramo. Sono delle spurie che sono, come si suol dire, state create lungo il cammino da falsi cabalisti, dal mio punto di vista. Poi è chiaro che proprio perché ho visto con i miei occhi a 15 anni chi sono i cabalisti, vi ho spiegato che mi hanno portato nel futuro, mi hanno fatto vedere cose importanti, ma non perché io sono bello, bravo, intelligente, ma perché nelle vite prime, no? Nelle vite prime ero stato il loro rabbi e quindi mi erano venuti a prendere e mi avevano spiegato certe cose che io in quel momento non potevo capire, perché ero stato rapito e indottrinato, mi avevano fatto il lavaggio del cervello, no? E lì ho capito che quando loro mi dicevano noi siamo Dio, io mi prendevo per matti, ma dopo quelle cose che mi hanno fatto vedere ho capito che effettivamente i cabalisti, quando raggiungono certi gradi spirituali, raggiungono l'eguaglianza e la forza di Dio, del creatore. Possono diventare qualsiasi cosa vogliono essere, possono fare qualsiasi cosa, non hanno nessun tipo di problema di materialità, possono viaggiare nello spazio-tempo. Insomma, quelle cose che si vedono in alcuni film di fantascienza, loro lo possono fare, no? Ma questi non
tutti chiaramente i cabalisti, ma quelli che raggiungono certi piani spirituali. Io sono riuscito ad arrivare a quei piani spirituali tramite loro, non perché sono belli o bravi intelligenti, ma perché nelle vite precedenti avevo raggiunto queste vibrazioni, chiamiamole vibrazioni, no? Queste qualità animiche, e quindi io ho potuto trasportarmi in questi spazi temporali. Se lo fa un'altra persona, molto probabilmente prima di tutto non può, ma se anche dovesse tentare di farlo, molto probabilmente si disintegrerebbe l'anima, se si può, io non lo so, però io so solo che ci sono riuscito, ma non perché sono bello, bravo, intelligente, ma perché loro hanno valutato che io ero un'anima antica, la loro anima, praticamente il loro rabbi, il loro vecchio rabbi, e sono venuti a prendermi. No? Però è chiaro che, come si suol dire, non è gratis per nessuno, quindi io nelle precedenti incarnazioni devo aver lavorato sodo. E mi avevano dato un compito quando ero piccolino, io l'ho portato a termine perché dovevamo raggiungere il 1995. Adesso molti hanno la possibilità di leggere dei libri con poche spicciole, e sto parlando dei cabalisti, perché lo ripeto, quelli che non sono cabalisti, voi gli potreste regalare una libreria piena di libri di Kabbalah che non riusciranno mai neanche a aprirlo, e se aprono il libro hanno dei cancelli mentali nel loro cervello che non riescono a capire cosa stanno leggendo. Quindi, prima di tutto, cara Olga, ci vuole il rispetto assoluto verso questa materia, e anche la paura, perché alcune volte quando si entra come degli elefanti dentro certe cristallerie poi ci si fa la bua, magari non subito ma dopo anni. Io ho visto i LIM da piccolino a 7 anni, 8 anni, ho visto i LIM che non volevano che io in futuro facessi conoscere questo pendaglio. Sembrerà una banalità, ma a 7 anni c'era un LIM, e per chi non sa cosa è un LIM può vedere delle pillole che ho fatto nei mesi scorsi, in cui spiego che questi esseri che esistono, ci sono, no? Sono sempre stati, nei libri di magia si leggono che venivano visti nei boschi. Questi LIM sono praticamente degli esseri umani, se si possono definire umani, che però con i cabalisti hanno poco a che fare, anzi sono come cani e gatti. La cosa importante da capire è che i LIM, se voi vedeste cosa riescono a fare, potrebbero essere eguagliati dai cabalisti a livello di show, no? Solo che i cabalisti sono spiritualisti, i LIM invece vogliono la materialità, vogliono il potere, il dominio. Quelli che Franz Bardon nel libro Mago Frabato sta spiegando, che sono queste entità che entrano in queste logge, non tutte chiaramente, e guidano l'Occidente come minimo, no? Poi chiaramente anche in Oriente ci saranno lì. Quindi io ho visto a 7 anni e mezzo, 8, i LIM, quando hanno questa possibilità, cosa fanno per fermare la Kabbalah. Io ho visto un signore a cui i LIM gli avevano dato dei doni, che voleva cancellare la Torah, cioè il Vecchio Testamento, dalla faccia della terra, no? Quindi voi vi potete immaginare, al di là del fatto che sembra una pazzia oggigiorno, ma in quel periodo lì che incontrava questo signore che non era un LIM, ma era solamente una persona a cui era stato dato del potere che poteva attraversare i muri, insomma poteva fare cose inimmaginabili, no? L'odio che aveva verso la Torah e la Kabbalah in sé, no? Quindi è chiaro che in quel periodo lì la Torah, quando io avevo 7 anni, visto che era prima del 1995, era ben tenuta nascosta, proprio perché ho visto l'odio, la forza, la cattiveria e tutto quello che uno può dire e fare per poter limitare questa conoscenza per le anime cabaliste, no? Quindi io adesso in fondo sto facendo questo video, cara Olga, non tanto per quelli che non sono cabalisti, ma per quelle anime che sono cabaliste e come io da piccolino non sapevo di essere, no? Quindi qualcuno a un'anima cabalista deve bussare e cercare di spiegare certe cose. Quindi, cosa possiamo dire? Possiamo dire che i libri più facili, l'ho già letto in un'altra pillola, questo libro me l'hanno fatto vedere più o meno a 15 anni, questo è stato stampato praticamente dopo 26 anni, ma a 15 anni dei cabalisti me l'hanno dato in mano e mi hanno detto lo stamperemo per te, no? Ok?
chiaramente per te, nel senso per i cabalisti, no? Quindi questo libro è proprio la base. Vedete che nascosto in questo libro c'è un alberello con delle lucine. Queste lucine sono poi le Sefirot, che rappresentano poi la nostra anima, no? E in cima c'è la Keter, praticamente, il punto massimo in cui un cabalista dovrebbe arrivare. Quindi questo è un libro molto importante, costa pochi euro, è scritto dal grandissimo Michael Lightman, vedete? E costa 14 euro, è diciamo la base, proprio un libro semplicissimo, ed è stato il primo libro di Kabbalah in vita mia che ho visto in questa incarnazione, e me l'hanno fatto vedere qualcosa come 26 anni prima che fosse stampato nel mondo reale, no? E quindi chi è che se lo può comprare? Se lo può comprare solo un cabalista. Gli altri non lo potranno mai comprare. È inutile che ci illudiamo, è inutile che stiamo a dire che tutti possono diventare cabalisti, perché è la bufala del secolo. I cabalisti sono 600.000. Quindi è inutile che qualcuno vi venga a dire, perché ve lo racconta Marietto, quando mi hanno portato nel futuro ho visto cose che è meglio che la gente non veda, no? Quindi lasciamo stare i maghi Pimbo Pongo, no? Quelli che dicono Pippo Potto, ma solamente i cabalisti possono comprarsi quel libro lì, no? Poi gli altri, se riescono a comprarlo, non avranno i cancelli aperti per poter capire il messaggio. Ma non ci credo neanche che lo possano fare. Poi il secondo libro, molto importante, sempre da Kabbalah, proprio basico, no? Cioè che tutti possono comprarlo, i cabalisti, e incominciare ad aprirsi. E il secondo libro molto importante è I segreti del libro eterno, sempre scritto da Michael Lightman, costa 22 euro, e diciamo che è proprio uno dei primi passi che una persona può fare, un cabalista può fare per avvicinarsi a questa materia, no? E questo a livello pratico, cioè a livello che che la persona prende come si dice, il coraggio a quattro mani, il cabalista sente dentro di sé questa fiammella e incomincia a avvicinarsi alla pratica, nel senso che incomincia a fare qualche esercizio a livello mentale di quello che c'è scritto dentro, che non è che sia che cosa, ma l'importante è riuscire a capire una cosa fondamentale, che per i cabalisti filosofici il Messia è già sceso ed è dentro questo libro qua. C'è proprio scritto, no? C'è proprio scritto nel libro che il Messia è già sceso, quello che per i cabalisti è il Messia, e si è incarnato a livello spirituale dentro certi libri di lettura. In fondo questo è sempre successo, ma adesso viene divulgato a tutti, no? Quindi le persone che si vogliono avvicinare alla Kabbalah, no? Come vi ho detto prima, il primo libro che dovrebbero comprare è questo. È un libro semplice, alla portata di tutti, bisogna leggerlo 3, 4, 5 volte e ad agio agio formarsi interiormente un meccanismo per riuscire a capire realmente la materia in sé, no? È chiaro che se uno è un cabalista, chiaramente ad agio questo piccolo seme cresce ed evolve. Non bisogna aver paura della Kabbalah, però bisogna avere rispetto, perché alcuni in un certo senso pensano che sia come la magia rossa, la magia nera, la magia bianca, non ha niente a che vedere con la Kabbalah magica o con la Kabbalah cristiana, è Kabbalah filosofica. E poi ve lo ripeto, un altro libro importantissimo è questo qua. Già solo averlo a casa, già solo averlo fra le mura di casa, è un segno che una persona è sulla strada giusta, perché nessuno può averlo in casa se non è un cabalista. Questo ve lo dice Marietto e potete crederci. Quindi questo è già un segno della Keter. Poi chiaramente da piccolino quello che lì volevano è che io non divulgassi mai questo ciondolotto. Vedete, questo ciondolotto Marietto lo carica con delle proprietà vibrazionali importanti, no? Che proteggono chi lo tiene. Già avere questo ciondolotto, non tutti, ve l'ho spiegato in altre pillole, possono permetterselo di averlo, solo i cabalisti. Io so cosa ha fatto il LIM per impedire che questo materiale fosse, per impedire in tutti i modi, fosse divulgato. Adesso noi abbiamo
ciao Liana, ciao Ghi, noi abbiamo questa possibilità tramite internet di essere in una stanza, di essere in un ufficio e poter divulgare agli altri cabalisti, ve lo ricordo, non è per tutti quelle cose che dico io, è inutile che uno venga a contestare, se non è cabalista non potrà mai capire, è come parlare col muro. Quindi io in questo momento sto parlando solo per quelli che dentro l'anima sentono di avere questa fiammella, questo amore per questa conoscenza esoterica, no? Adesso io non sto parlando né di radionica né di, in un certo senso, sibille e né di magia, no? Se volete ascoltare Marietta e queste cose qui potete venire alla mattina con il De Garda e possiamo fare due chiacchiere, due risate. Adesso sto parlando di un altro tipo di materia che può solo capire chi è cabalista, l'importanza di questa materia. Questa materia è una materia ampissima, è una materia spirituale, quindi è come pretendere che una tartaruga diventi un'aquila. Non potrà mai una tartaruga diventare un'aquila, ma se uno è già un'aquila quando nasce, la sua anima è un'aquila, ci metterà ben poco a capire in vari passaggi, perché, come dicono i cabalisti, siamo negli ultimi 300 anni e quindi dobbiamo in un certo senso raggruppare queste 600.000 fiammelle. Io parlo per me, per quello che ho visto da piccolino, e vi assicuro che quando voi vedete lì cosa hanno fatto prima del 95, e potrei dire altre cose molto pesanti, però per il momento non le dico solamente che io ho visto quando avevo 3-4 anni, sto parlando di quando ero un bebè, uscivo in astrale. Sì, certo, Monica, ha ragione Monica, ma non è detto che non mi spiego meglio. I cabalisti all'inizio possono anche non capire, ma dopo dentro nascerà la fiammella che si svilupperà e metterà le radici. Anch'io quando a 15 anni sono venuti a parlarmi di cabalisti, io all'inizio pensavo che era un gruppo di spazzacamini, poi ho pensato che era un gruppo di pazzi, poi ho pensato che era un gruppo di qualsiasi cosa, ma di ebrei. A un certo punto io mi ricordo che un giorno eravamo in questa buvette e ho chiesto, ma voi siete ebrei? Sono andato in biblioteca a prendere dei libri dei campi di concentramento ebrei di Primo Levi, me li sono letti, straletti, perché io pensavo che queste persone fossero ebrei. E loro mi dicevano prima di tutto che non erano ebrei, poi mi dicevano che il Führer era stata una grande persona, e io ho sempre pensato che fossero pazzi, perché dicevo, questi sono ebrei, non sanno di essere ebrei. E mi dicevano cose del mio passato che mi sembravano impossibili a 15 anni. Poi mi davano... Il clou è stato quando mi hanno portato nel futuro e mi hanno fatto vedere cosa succederà. Io sono andato a casa sconvolto, quel giorno ho capito che loro, quando un cabalista del 125 gradino dice io ho raggiunto l'eguaglianza della forma di Dio, non sta dicendo una barzelletta, non sta dicendo qualcosa che non è reale, lui sta solo cercando di fare capire a quelli che non sono al 125 gradino che lui è Dio, quello che noi potremmo vedere in Dio in un lim, che fanno cose, camminare sull'acqua, attraversare i muri, queste cose qui sono cose che può fare anche uno che non è un creatore, ma un cabalista che arriva al 125 gradino, vi assicuro che può creare altri mondi. E i cabalisti rabbi, chiaramente, sono o raggiungono quella scala lì, non tutti. E quando i cabalisti, quelli che mi hanno portato in questo stato spirituale, mi hanno portato lì o nel futuro, io sono potuto andare in quello spazio non perché sono bello, bravo, intelligente, perché nelle vite prima io avevo raggiunto quegli stati spirituali e in questa vita, infatti, loro mi dicevano rabbi come sei sceso in basso. Adesso una cosa è il cervello, una cosa è quello che ci hanno indottrinato da piccolino e una cosa è l'anima. Quindi io adesso sto parlando per quelle anime che nel loro intimo sanno di essere cabalisti, quelli che fondamentalmente hanno il cervello di questo mondo e neanche l'anima cabalista non potranno mai capire cosa sto cercando
di dire. Potranno scimottare la cabala cristiana, la cabala magica, ma mai la cabala filosofica. È impossibile, perché è come cercare di trasportare una tartaruga a diventare un'aquila o viceversa, poi dipende dai punti di vista. Beh, io quando ho visto questi personaggi cosa mi hanno fatto, cosa mi hanno spiegato, a un certo punto ho capito quello che stavano dicendo, ci ho messo un po' perché mi sono venute più volte a chiedermi, a spiegarmi certe cose. Erano persone anziane con la barba, vestito nero, un modello ebrei che si incontrano tranquillamente per la strada, ma loro mi dicevano: noi non siamo ebrei, noi siamo cabalisti e tu nella vita precedente sei stato il nostro rabbi. Poi a un certo punto, una delle ultime poche volte che ci siamo visti, si sono messi in cerchio dentro questo buvette intorno a me e mi hanno portato al 125esimo gradino, che era praticamente questo samadhi, questo spazio spirituale dove c'è una beatitudine, e che lo raccontano nei libri di Kabbalah che esiste. Io sono stato lì pochi secondi e ho capito che queste persone che erano intorno a me erano delle mie creature, cioè anche se loro avevano 80 anni, io ne avevo 15, se mi sentivo il loro papà spirituale, no? E quando sono sceso da questo stato, no? Ho voluto stare lì con loro, loro mi hanno detto: no, tu devi fare il tuo cammino, il tuo Rashimot, devi tornare a casa, ti devi fare la tua strada. No, io pensavo che mi aiutassero e invece mi hanno solamente dato dei piccoli accenni a dove dovrei ritornare, no? E questo non solo io, ma tutti i cabalisti che in fondo o incontro io o incontrano altre persone, altri maestri, ce ne sono tantissimi di altri maestri. Mike Lightman, oppure abbiamo Crivelli, che è un grandissimo cabalista, divulgatore, no? Ce ne sono tantissimi. L'importante è riuscire a capire, a mettere a fuoco, no? Che come dice la Olga, non c'è nessun tipo di messaggio di paura, perché forse non ha capito che la Kabbalah non è per tutti, cioè la Kabbalah è solo per i cabalisti. Quindi chi non è cabalista non deve neanche aver paura, lui resta con i Lim, resterà con la Kabbalah magica o resterà con la Kabbalah cristiana, ma non c'è niente a che vedere con la Kabbalah filosofica, che se voi leggete i libri di Lightman parla chiaro, no? Chiaro che poi per passare il messaggio, no, alcuni dicono che la Kabbalah è per tutti, che siamo tutti pappacicci, ma basta aprire il telegiornale e uno si rende conto che non siamo poi tutti uguali, no? Ci sono quelli bianchi, ci sono quelli magari che grigetti, magari ci sono quelli che pensano in un modo, quelli che pensano in un altro. Lo stesso nella Kabbalah, ci sono quelli magici, quelli in un certo senso cristiani, e poi ci sono quelli filosofici, che sono poi quelli che derivano da Abramo. Perché quelli filosofici riescono a fare esattamente quello cristiano, quello magico, senza avere nessun, come si suol dire, esatto, brava Liana, ha ragione, quella filosofica che viene denominata così, no? Ma nella realtà è la Kabbalah originale. Quindi, cari amici, lo ripeto ancora perché voglio essere chiaro, chi si avvicina, i due libri principali sono questo, vedete, che io ho avuto 26 anni prima che fosse stampato, infatti quando me l'hanno dato in mano pensavo che erano come gli Hare Krishna che regalavano i libri, dico, poi mi vogliono regalare un libro, poi mi ha detto no, te lo stamperemo per te, però quando avrai quella determinata età, che potrei capire. Poi mi dissero, in quel periodo lì, nel futuro, quando tu lo riceverai, no? Ci sarà una crisi a livello mondiale. Io mi sono voltato intorno, avevo 15 anni, c'era una ricchezza nel paese dove abitavo io che era impossibile. Dicevo, io qui vedo che stanno tutti bene. E loro mi dissero, nel 2010 ci sarà a livello mondiale una crisi importantissima. No? Quindi, figuratevi, erano avanti 26 anni. In più, è chiaro, mi hanno portato nel futuro a vedere la guerra che verrà, ma più che guerra io vidi praticamente il posto dove ero in quel momento lì che era pieno di idre, come se l'avevano bombardato con una bomba atomica. Io lì mi spaventai e capii che questi avevano ragione. All'inizio ho pensato che mi avevano drogato, portato in uno set cinematografico, poi quando ho capito che non c'era niente nella bevanda che stavo bevendo, ma mi avevano portato proprio nel futuro, e allora a quel punto lì me la sono fatto sotto, ho capito che avevo sì 15 anni, ma questi vecchiotti qui con la barba che stavano perdendo tempo con un quindicenne, stavano spiegandogli che il Marietto doveva prendere le valigie a questo posto e scappare, perché quello che sta per arrivare è tosto.
E poi, lo ripeto ancora, per chi si è ad esempio unito adesso nel canale, questo qui sono libri che già averli in casa, e lo leggerete anche dentro, emanano delle luci molto potenti, delle luci chiaramente per i cabalisti molto potenti, e fanno capire, cioè più che fanno capire, danno un aiuto a quelle persone che si stanno avvicinando al rientro a casa, perché lo spiego ancora una volta, non si intende per tutti, quindi come dice la Olga, non bisogna aver paura, perché se uno è cabalista, cioè può avere le paure che vuole, ma non c'entra niente con la caba, ma solamente i cabalisti non devono aver paura, gli altri, capite? Come diceva mio papà, io penso ai miei figli e gli altri genitori devono pensare ai loro figli. Quindi io quando sento questi qui che parlano per gli altri, quando magari sono nella cioccolata, capite che non funziona, no? I cabalisti devono pensare ai loro cabalisti, perché io mi ricordo l'IM cosa facevano al Marietto quando potevano, adesso quell'IM lì è nel basso astrale, ma quando poteva, vi assicuro che quando riescono a prendere i cabalisti l'IM è una cosa tremenda. È per questo che venivano, come si suol dire, si nascondevano prima del 1995. Adesso uno si domanderà, ma perché hanno scelto il 1995? Hanno scelto il 1995 perché è arrivata la possibilità tramite internet di dare a tutti i 600.000 cabalisti la possibilità di prendere questi libri. E una nota importante è capire che una delle zone più importanti per la Cabala a livello mondiale fino al 1700 era quel triangolo Bergamo, Lecco, Como. Lì sono stati anche scritti nero su bianco dei testi cabalistici importantissimi. Lì c'era un gruppo di cabalisti molto importanti. Infatti da lì poi sono nati anche personaggi che non si sa se erano cabalisti o meno, che, tipo Leonardo da Vinci, no? Che ha fatto conoscere al mondo e ha dato delle conoscenze. Bisogna ricordare anche un'altra cosa che molti non sanno: i cabalisti hanno avuto gli occhiali, questi, 400 anni prima degli altri. Quindi quando una mente illuminata, non cabalista, a 30 anni nel 1800 non ci vedeva più perché le candele e la vista andavano indietro, i cabalisti potevano continuare a studiare e a leggere perché potevano avere gli occhiali. Quindi capite che questi cabalisti sono sempre stati nascosti, sono sempre stati in un certo senso ben, diciamo, chiusi, proprio perché molti che adesso guardano il Marietto non si rendono conto cosa sono i lim o sono alcuni maghi neri, ma il Marietto, visto da giovane, da piccolino, cosa fanno questi lim o questi maghi neri quando riescono a prendere un cabalista. Non è roba facile. Infatti, se voi ascoltate alcune divulgazioni di qualche cabalista, qualche rabbi, no? Che anche sul tubo ci sono, questi raccontano che i romani, che bisogna ricordarsi sempre che i romani avevano come base Roma, che nella realtà in quel periodo si chiamava Saturnia. Saturnia, in un paese cabalista in Israele, ha spazzato via 14.000 cabalisti, cioè li hanno rasi al suolo perché erano sotto l'influsso di Roma, e questa Roma era Saturnia. Proprio perché Roma prima si chiamava Saturnia, il genio di Saturno ha cercato di spazzare via i cabalisti con tutto quello che poteva e ha ucciso una città, perché nel 2000 anni fa voi dovete rendere conto che 14.000 anime in una zona desertica erano più che una città in quel periodo lì. Eppure i romani hanno spazzato via tutto. Quando i romani, sotto l'influsso di questi geni di Saturno, trovavano un cabalista, ne facevano di tutti i colori. E quindi è chiaro che fino al 1995 i cabalisti hanno sempre cercato di volare basso e di nascondersi e di tramandare anche in via orale le proprie conoscenze e anche le proprie leggende per depistare questi lim o questi maghi neri o questi saturniani. No? Oggi abbiamo internet, grazie anche ai cabalisti che hanno dato e hanno resistito. Oggi noi possiamo essere qui a contarcela su e avere queste conoscenze, anche perché, come spiegato in altre pillole, noi nel 1986, tra l'86 e il 90, abbiamo rischiato un'invasione dell'Unione Sovietica,
ma visto che doveva entrare in scena la Cabala nel 95, è successo quello che è successo, il Chernobyl, e quindi sono restati al di là del muro, hanno dovuto dare 100 milioni di persone che avevano catturato quel tipo che si chiamava Stalin, no? Che aveva preso la Germania dell'Est, la Polonia, la Cecoslovacchia, le aveva schiavizzate e le portava in campo di concentramento. Nell'86 è scoppiato Chernobyl e da lì a rotolo, no, si è in un certo senso disgregata l'ex Unione Sovietica e noi oggi viviamo in questo stato perenne di, tra virgolette, non guerra, ma neanche guerra fredda, ma guerreggiata, no? In cui internet ci dà la possibilità a chi è cabalista, lo ripeto, chi non è cabalista può avere tutte le paure di questo mondo che non è importante, no? Perché se uno è cabalista non deve aver paura perché sa che in ogni caso quando si rincarnerà gli altri cabalisti andranno a prendere perché sono gli ultimi 300 anni. E l'importante perché è cabalista, lo ripeto, sono questi due libri. Questi due libri sono proprio il minimo indispensabile per poter, come si suol dire, iniziare il cammino. Io però consiglio prima di leggere Franz Bardon, Il mago frabato, per il semplice fatto che in questo messaggio del mago frabato si fa capire anche alle persone più semplici, no, come viene gestito tutto l'insieme a livello di logge, e non è uno scherzo. Chiaramente bisogna capire una cosa, il mago frabato è stato scritto da Heinrich Himmler, lo ripeterò sempre, il quale a memoria postuma ha fatto in modo che questi messaggi fossero in un certo senso divulgati da un'altra persona, perché visto che aveva perso la guerra, e Franz Bardon poi chiaramente anche lui parla di Kabbalah, nel terzo libro della sua trilogia parla di Kabbalah, no? E la spiega. Chiaramente è una Kabbalah piuttosto orienteggiante alla Kabbalah magica, no? Però diciamo che il vero autore che in un certo senso ha scritto questi testi per le persone era Heinrich Himmler. Poi purtroppo i tedeschi hanno perso la guerra e vi ricordo che i cabalisti che ho incontrato io a 15 anni mi hanno sempre detto che il Führer era una brava persona e voleva bene al proprio popolo, ma questo è tema di altre pillole che il vostro maretto farà. Quindi questo è importante e questo ve lo ricordo, è il ciondolo che il vostro maretto veneziano mette in vendita a 150 euro, ma lo ripeto ancora, non è per gente che non è cabalista, questo qui non lo potrà mai acquistare gente che non è cabalista, non è per lui, potrebbe avere i miliardi in banca, ma c'è gente che mette via €1 al giorno per poterselo comprare, come mette via €1 al giorno per potersi comprare questi libri, ma non riuscirà mai a, cioè voglio dire, quelli che hanno i soldi, magari se non sono cabalisti, potrebbero comprarsi la fabbrica del libro, ma non potranno mai aprirlo. Quindi, cari amici, questo per rispondere ad alcuni che mi hanno fatto delle domande in PVT di approfondimento su questi due libri, che sono la base. Poi, adesso, facendo un passo indietro, è importante anche capire una cosa. Quando ci si avvicina sempre ai mondi spirituali, anche se uno non è cabalista, no? È meglio che faccia sempre l'uovo colorato e il cerchio di fuoco, proprio perché deve capire che in questo mondo, soprattutto se uno non è cabalista, è immerso in energie eteriche molto potenti e negative, chiaramente, no? E quindi deve sempre essere protetto. Poi, chiaramente, nel sito capitano.intervista.org voi sapete che ci sono tantissimi ebook da scaricare gratuitamente o anche nei gruppi Facebook di Il Degada Maretto Veneziano, di Paola Cherilli, di Laura Ciofini, che danno, sono bravissimi divulgatori, e danno gratuitamente questi ebook del Maretto Veneziano. Quindi lì potete trovare tutto il materiale per chi non è cabalista, ad esempio, per difendersi, perché un'anima, anche se non è cabalista, si deve pur difendere, no? Questo è in modo gratis, cioè nel senso può attivare questi circuiti, leggi le istruzioni e poi viaggia con le sue gambe, no? Se ha le gambe viaggerà, nel senso. Però ricordatevi sempre la massima del mio vecchio, no? Io difendo i miei figli, gli altri genitori devono difendere i loro figli, no? E la massima del Marietto: è inutile correre dietro alle vacche quando scappano dalla stalla, che poi quando volete chiudere la stalla non ci sono più, no? Dopo diventa molto più difficile. Quindi chi pensa di avere la scintilla,
chi pensa di avere qualcosina che si avvicina di più alla Cabala, anche se non sa che cos'è, il Marietto vi dice di comprare questi libri, e lo ripeto ancora, perché sapete che il Marietto è questo, è proprio... Io questo qui lo avevo in mano 26 anni prima che uscisse sulla stampa, e infatti io pensavo che l'avrebbero stampato ogni anno per darmelo dopo 26 anni. Invece loro mi dissero, no, noi lo stamperemo quell'anno lì in cui tu lo avrai. Io pensavo che me lo avrebbero regalato, invece me lo sono comprato. Poi un'altra cosa importante, quando a 7 anni e mezzo sono venuti i cabalisti, io abitavo su una scalinata. Avevo 7 anni e mezzo e arrivano 3 cabalisti. Io pensavo che erano spazzacamini, no? Allora arrivano questi 3 cabalisti, fanno le prime 3 rampe di scale, no? E sbuffavano perché, insomma, avevano una certa età, la barba, avranno avuto 40-45 anni. Io scendo, avevo 7 anni e mezzo, avevo una magliettina, era estate, no? Questi qui sbuffavano, vedono scendere il Marietto e dico, Marietto, come sei sceso in basso? Io li guardo, erano grandi, grossi, si mettono a piangere perché dicono, Marietto, come sei sceso in basso? Io non avevo mai visto in vita mia, pensavo che erano spazzacamini, no? Sapevo che erano spazzacamini perché a quei tempi c'era lo spazzacamino che veniva a pulire la caldaia dell'ultima casa che era su in cima dove abitavo io. E a un certo punto si misero a piangere per il mio cammino che loro vedevano ma che io in quel momento non vedevo, e mi dissero che appunto dopo poco avrei preso una moto. Io pensavo che mi avrebbero regalato una moto e invece la moto era la moto dei vigili, una California 850 a 30-40 km/h, l'ho beccata in testa, sono praticamente morto. Sono andato dall'altra parte del velo, poi sono tornato indietro. No? Questi lo videro. No? Lo videro prima, chiaramente, no? Perché me lo raccontarono anche. Questo me l'aveva raccontato anche mio papà, no? Qualche settimana prima, mio papà vero, no? E loro lo videro, ma non fecero niente per fermarlo, perché era il mio reshimot, il mio ritorno a casa. Perché vi racconto queste cose qua? Perché sia a 15 anni che a 7 anni e mezzo io ho chiesto aiuto ai cabalisti, ma nei cabalisti se una cosa te la devi fare, non è che se la legnata della moto a 60 o 40 km/h a un bambino di 7 anni e mezzo, loro lo vedono, ma se sanno che quello è il bene per quel ragazzo lì, la botta gliela fanno prendere. Io l'ho presa, no? Sono andato su, ho visto cosa c'era da fare, mi hanno detto se volevo tornare, ho detto, buon dai, 50-60 anni passano in fretta, poi la cosa finisce lì. Il giorno dopo io sono andato a scuola, ho raccontato alla maestra che erano venuti 3 spazzacamini e che mi ha detto che un giorno sarei stato un maestro, no? E gli ho detto, maestra, ma scusi, esistono maestri di spazzacamini? Perché ieri sono venuti a parlarmi 3 spazzacamini e parlavano che io sarei stato un loro maestro. E lei mi diceva, sì, esistono scuole per diventare spazzacamini. Quindi adesso, al di là della battuta, no? Quando uno è un cabalista, certi passaggi, che siano belli o brutti, bisogna che uno se le faccia. Quindi non bisogna aver paura di niente. Io ho preso tanti bei colpi da piccolino, ma visto che ero un cabalista sono ancora in piedi, no? E chi prende la propria croce, tra virgolette, la cheta gli darà la forza per poterla portare. Allora, Cristina, non è il tema oggi, è magari domani alle 21:30 per le risposte col pendolino o come si suol dire, le sibille. Quindi, cari amici, questo video è fatto soprattutto per quelle persone che riescono a cominciare a capire di essere cabalisti e sentono quella piccola voce dentro di loro che come si suol dire, li richiama. Poi, questo è un angolo della Cabala. Poi è chiaro che, come la Cristina ha fatto questa domanda, domani alle 21:30 sul canale di Ildegara con Marietto Veneziano ci sarà pendolino e sibille, ma questo è un altro discorso, no? E ricordatevi, questo pendolo, cioè scusate, questo ciondoletto rappresenta l'albero sefirotico e il Marietto ha visto da piccolino quando lì vedevano il Marietto nel futuro che avrebbe divulgato anche questo pendolino, ne hanno fatti di tutti i colori per fermare il Marietto. E per fortuna dopo intervenivano i cabalisti e li mettevano un po' a posto perché ne hanno fatti di tutti i colori. In più edizioni. E vi racconto solo che quando sono nato sono stato 3 mesi in coma, no? E quando uscivo in astrale
c'era un'entità che si faceva passare in questo mondo come un santone, no? Che me ne ha fatti tutti i colori, io ero piccolino ma in astrale, poi si raggiunge certe, come si suol dire, certe età, se si vuole, se no queste conoscenze, e me ne ha fatti tutti i colori perché non voleva che si arrivasse al 1995, perché da quel momento lì i cabalisti avrebbero potuto incominciare a richiamare, salve Jenny, grazie di essere unito, le proprie anime, e quindi dal 1995 praticamente c'è un conto al rovescio per ritornare a casa. Bene, cari amici, io penso di aver spiegato in grandi linee quali sono i due testi principe per iniziare. Vedete questo. E vi dico che già solamente averli a casa e neanche averli aperti è una garanzia che il Messia è dentro la vostra casa. Se poi li leggete e riuscite a capire, chiaramente non è che si può leggere una volta sola, bisogna leggere 3, 4, 5 volte in vari periodi della propria vita. E poi dopo adagio adagio si incomincia ad accendere questa piccola fiammella. Ci sono momenti magari che si comprano, si legge metà, poi dopo c'è sempre l'avversario, il sole nero, chiamatelo come vuoi, la carta nera, che vi impedirà di leggerlo, ma se voi già lo incominciate a comprare è già un segno che siete sulla strada giusta. Perché consiglio Franz Bardon prima? Per fatto di riuscire a capire che se c'è il nero, che in un certo senso racconta Franz Bardon, c'è anche il bianco da qualche altra parte. E nell'immaginario dell'esperienza del vostro maretto veneziano è la Cabala. E vi ripeto, questo ciondolo, il vostro Marietto e la Hilde, perché è anche programmato con delle forze energetiche, lo vendono, ma non lo vendono solamente perché è un ciondolo, chiamatelo come lo volete, talismano, quello porta fortuna, chiamatelo poi come volete, ma la sua forza, il suo disegno, io ho visto Elim da piccolino cosa facevano per poter cercare di impedire la sua divulgazione, che poi lo rivedete dentro queste lucette. È la stessa identica cosa, solo che qui è nascosto. Bruno, in questo momento non posso risponderti perché è una domanda importante la tua e a parte che non ho tempo, ma mi prendo un po' in contropiede per questa domanda. Appena posso, scudo in ergo, cercherò di dire qualcosa. Comunque, tutti fondamentalmente i cabalisti sono vicino al nucleo della Chete, è solamente che molti non si ricordano più, perché io sto parlando dei cabalisti, solo per i cabalisti, gli altri che non sono cabalisti, purtroppo quelle cose che dico sono cose che non attecchiranno mai e non gli serviranno mai, cioè voglio dire, quando mi venivano a parlare da piccolino, io mi ricordo che a cadenza di anni veniva un cabalista con i capelli rossi e gli occhi azzurri a parlare, piangeva, mi guardava, sembrava un gigante in confronto a me, no? A 8 anni mi ha detto cose, a 9 anni è tornato, a 10 anni è tornato, veniva, parlava lì 10 minuti con me, se ne andava, piangeva, diceva Rabbi, come si è sceso in basso. Capite? Perché esistono due tipi di rabbi, quelli che stanno nella santità e quelli che tolgono la sua santità, scendono in basso e si immergono nella cioccolata per prendere le altre anime cabaliste, no? E sicuramente chi segue il Marietto è molto probabilmente 99% un cabalista, che invece pensa che siano bufale. Io ormai ho raggiunto un'età col fatto di dire tutto quello che mi interessa e gli piace, e quindi dico come stanno le cose. Se le avessi letto qualche anno prima, molto probabilmente non avrei neanche avuto le basi costrutte dentro di me per poterle sentire veramente vere. Nella realtà è proprio in sci la cosa. Cioè, stanno arrivando tempi di pioggia e i cabalisti sono sicuro che ce la faranno. Per gli altri, come diceva mio papà, io penso ai miei figli, che lui era un cabalista, e gli altri devono pensare ai loro figli. Gli altri non so chi siano, però io penso ai figli dei cabalisti. Bene, cari amici, Tiziana dice ancora qualcosa? Sì, grazie Tiziana, è proprio così. Allora, Jenny, il ciondolo vende il degrado maretto veneziano, costa 150 euro e ci sono 8 programmazioni dentro inserite, sono nascoste e sono qualcosa in più, ci sono non le dico qui adesso online, ma è un ciondolo potentissimo. Ma
Perché ho scelto questa forma? Perché questa forma qui è un simbolo che una persona per forza... Uno che non è cabalista non potrà mai comprarlo, ma neanche se glielo regalano, lo perderebbe dopo 2 secondi, non gli arriverebbe neanche. E il bello è che lo compra gente che sembrerebbe che non sia cabalista, ma guardate, è sicuro che se uno mi avesse conosciuto prima direbbe questo è l'ultimo che è un cabalista. E invece questi qua che venivano a parlare con me, che riuscivano... Mi ricordo che ero dentro questa buvette, no? Questo 3-4 piani, e questi mi dicevano che erano i padroni dello struttura, no? Io ero piccolino, ho 15 anni, pensavo, questi si esaltano, mi prendono in giro, figurati se questi qui che sono vestiti in nero, sembrano spazzacamini, sono padroni di questo stabile qua. A un certo punto il più giovane mi porta su negli uffici amministrativi e quando passava lui, no, tutti i contabili, i direttori saltavano in piedi come molle sugli attenti e lo salutavano. Io sono rimasto impressionato perché, cioè voglio dire, non è perché uno è cabalista deve essere povero, questi qui erano padroni di metà mondo, ma non gliene fregava niente della materia, loro vivevano nel loro spazio spirituale in un'altra dimensione e la materia la utilizzavano per poter aiutare nel futuro gli altri cabalisti a essere ripresi nell'anima prima. No? Questo è per dirvi che uno può, generalmente pensa che i cabalisti siano dei poveracci o si è fatto questa mente collettiva che magari non siano forti a livello materiale come quei racconti di Franz Bardon dove si vede che in queste logge ammazzano di tutto e di più per poter avere il potere. I cabalisti non è che lo vogliono potere, è in un certo senso intrinseco del fatto che arrivando in un posto che si chiama Keter, che è praticamente la creazione, possono fare esattamente tutto quello che vogliono, possono trasformarsi o in un portacenere o nell'uomo più ricco del mondo, ma loro non gliene frega niente, perché vivendo in questo stato spirituale sono completi di tutto e non hanno più bisogno di niente. Adesso il problema è andare a prendere queste 600.000 anime che sono state, in un certo senso, divise all'inizio del nostro cammino per poter sperimentare queste cose qua. E poi un giorno tutti insieme i cabalisti torneranno. Io vi dico solo una cosa, quando un giorno mi hanno portato nel futuro, no, c'è un cabalista che ha scritto un bel libro, no, in cui lo spiega cosa ci sarà in quel posto là. E mi ricordo che eravamo tutti delle luci e sentivo dentro di me tutte le persone che ho incontrato nella mia vita che parlavano e questo parlare, e sto parlando di quando io avevo 23 anni, sentivo tutte le persone che non erano cabalisti e che non dentro di me parlavano e questo ronzio di discorsi li sentivo distintamente, ma erano solo colori, non esistevano persone, mi davano beatitudine. Quindi questo cabalista, in un libro che ha scritto, lo racconta, ma non dice che saranno i cabalisti che avranno questa dimensione, questa forza, questa forma, ma sarà quello stato in cui il cabalista, se vorrà, lo raggiungerà, starà in questa dimensione, oppure ritorna qui e cammina sulla terra. Bene, sono piccoli accenni di quello che io ho visto nel mio cammino e che solo i cabalisti possono capire. Gli altri, quelli che non sono cabalisti, chiaramente se uno gli racconta queste cose può aver paura, ma un cabalista non può mica aver paura del benessere che può trovare raggiungendo 125 gradini con la Keter. Chiaramente ognuno poi fa, io quando avevo 7 anni e mezzo ho chiesto aiuto, mi hanno detto caro mio ti devi arrangiare, a 15 anni ho chiesto ancora aiuto, mi hanno detto caro mio ti devi arrangiare, cioè i cabalisti si arrangiano soli. Quando andavo a bussare a mio papà, senti papà ho troppi nemici contro, ne ho 300, lui mi guardava e mi diceva arrangiati, no? Perché è normale, un cabalista si deve arrangiare, la Keter vuole bene ai cabalisti, che sia nel bene o nel male, gli darà sempre l'aiuto giusto, la forza giusta per poter superare qualsiasi tipo di ostacolo. Se invece noi cerchiamo la raccomandazione, non è per i cabalisti, no? I cabalisti ce la fanno sempre in ogni caso da soli. Bene, cari amici, io ho detto tutto, i libri ve li ho spiegati, il ciondo l'ho spiegato, costa 150 euro e il vostro maretto finisce qui. Vi ricordo che domani mattina alle 10 abbiamo la live con Hildegarda con le spiegazioni di altri 2 circuiti, i nati del giorno e gli influssi planetari, e poi domani sera alle 21:30 per chi vuole risposte con le sibille e pendolino nel canale di Hildegarda e anche nel canale del Maledetto Veneziano e nei vari diari su Facebook e anche nei migliori gruppi troverete di nuovo il Maledetto Veneziano e Hildegarda. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.